lei giustamente fa un riferimento a bungalow, no case, che le case sono abitazioni, bungalow è per vacanza, giusto? Perché nessuno vive in un bungalow, non per una settimana, 15 giorni. Quindi forse lei ha la volontà, o lei, la linea è quella di dire va bene l'albergo davanti e le abitazioni dietro, perché questo l'ha fatto capire, però allora non è albergo diffuso, è una sottile differenza. Capogruppo Borini. Grazie Presidente. In effetti l'intervento del consigliere Teso penso che sia appropriato. Se l'intento dell'assessore Busso è quello di distinguere ciò che viene realizzato in una prima linea immaginaria da ciò che viene realizzato in una seconda, terza, quarta e via dicendo linea successiva, in realtà ciò non è incompatibile con la figura astratta dell'albergo diffuso, che è una struttura, gestione unitaria, composta di più elementi, corpi di fabbrica, ma che sono anche poi della stessa proprietà e non possono essere venduti separatamente e quindi non c'è speculazione. Di per sé già sarebbe possibile nella estensione del concetto del cosiddetto appalto hotel. La cosa è considerare l'introduzione dell'albergo diffuso come nuova tipologia alla quale poter rilasciare licenza o autorizzazione per corpi di fabbrica distinti, che in passato invece difficilmente o comunque a seconda delle realtà poteva trovare ostacoli. Quindi di per sé il vincolo alberghiero non è incompatibile con la realizzazione di una prima, di una seconda e di una terza e via dicendo fila, ma è incompatibile con le operazioni di diciamo di lucro da speculazione edilizia, che deriverebbero dal realizzare una prima fila alberghiera ed una seconda o terza e via dicendo fila di immobili turistici ma non vincolati alla destinazione alberghiera. Se questo è l'obiettivo che volete raggiungere, quest'ultimo da me enunciato, allora non è in sintonia, immagino, con la proposta della mozione ma neanche con il nostro voto. Se invece il vincolo di destinazione alberghiera è sul lotto, allora il problema non si pone. Assessore Busso? Sì. Ho capito, l'intenzione mia era quella di un lotto unico. Siccome non avevo visto scritta nella mozione e è stato stralciato l'altra parte dove lei giustamente diceva non capisco la differenza tra le due, volevo capire se l'albergo diffuso poteva essere inserito come concetto alberghiero, appunto. Poi mi è stato chiesto ma dietro, ho spiegato quello che io pensavo. Grazie Assessore. Altri interventi? Possiamo modificare, però se non ci sono altri interventi? Lei è l'uso del pensare turistico, l'uso Do la parola al Sindaco in qualità anche di Assessore all'urbanismo. Io ho provato a guardare, consigliare Fabio, il verbale del 23 dicembre dove io avrei dichiarato alcune cose sulle colonne ma non ho trovato traccia nel processo verbale. Vi do però lettura di cosa prevede il FAT. L'articolo 15, 22.1, alle lettere A, B, C e D delle norme tecniche di attuazione del FAT, in adeguamento alle scelte della conferenza decisoria dell'11 novembre 2013, come ratificata dalla Giunta provinciale con la delibera 7 del 17 gennaio, ancora in corso di pubblicazione ad oggi, disciplina i possibili interventi di riqualificazione, previmento e riconversione per gli ambiti denominati ex colonie marine della costa di Levante di Ponente. Con l'approvazione del PAT viene da un lato confermata la previsione, ai sensi dell'articolo 19 dell'NTA, del credito edilizio che il Consiglio Comunale, sulla base di uno specifico accordo procedimentale, potrà ammettere fino a un massimo del 40% degli io edificanti oggetto di intervento edilizio da realizzarsi in altre parti del territorio comunale. Viene confermata anche la previsione che le ex colonie marine possono essere riconvertite esclusivamente in alberghi o motel o in residenze sanitarie assistite RSA
o in strutture con finalità sanitarie, di cura in genere e le strutture termali. Viene introdotto un elemento nuovo rispetto al patto adottato. In presenza di uno specifico accordo procedimentale è consentita la destinazione a residenza turistico-alberghiera o residenza turistica di una quota dello ius edificandi nei limiti che il Consiglio Comunale definirà con il piano degli interventi sulla base di specifiche valutazioni di natura economica e finanziaria, valutando la sostenibilità complessiva dell'intervento. In ogni caso, continua la norma, gli edifici realizzati o rigenerati sulla prima linea fronte mare dovranno avere unicamente la destinazione turistico-alberghiera, quindi albergo, hotel, RSA, sanitaria termale. Gli edifici eventualmente destinati a RTA o RT dovranno essere realizzati solo in seconda linea, rispettando un congruo distacco dalla prima linea, secondo specifici allineamenti definiti in sede di piani degli interventi. Quindi rimane il vincolo alberghiero fronte mare. Con questi dati la mozione risulta errata sotto 3 passaggi. Il primo, laddove prevede che di fatto sia stata cambiata la destinazione d'uso delle colonie, togliendo il vincolo alberghiero. Risulta errata in quanto a PAT approvato e pubblicato, quando lo sarà, nel rilascio di un certificato di destinazione urbanistica trovando che rimane la destinazione alberghiera come sopra riportata sull'intero ambito. Solo in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale sulla base di uno specifico accordo procedimentale attraverso un piano degli interventi che ritenga di consentire uno svincolo parziale in seconda linea a congrua distanza, allora il successivo certificato di destinazione urbanistica prevederebbe il parziale cambio di destinazione d'uso. Il secondo errore, laddove prevede che a seguito di tale decisione possano susseguirsi un numero illimitato di domande di svincolo da parte di albergatori che soffrono ultimamente la crisi. Risulta errata in quanto il possibile svincolo parziale in seconda linea e a congrua distanza potrà essere approvato dal Consiglio Comunale solamente per le ex colonie marine, non per gli alberghi. Il terzo errore, laddove prevede che vi possa essere la possibilità concreta di uno svincolo alberghiero sulla prima linea fronte mare nell'ambito colonie, erroneo per quanto sopra riportato. È volontà di questa amministrazione, peraltro, non appena la delibera di Giunta Provinciale 7 del 17 gennaio 2014 sarà pubblicata al BUR, di portare quanto prima all'attenzione del Consiglio Comunale il documento preliminare al primo piano degli interventi. In tale contesto sarà discusso ed approfonditamente analizzato se la riqualificazione a preminente riconversione delle ex colonie marine costituisca o meno un intervento prioritario da realizzarsi con il primo piano degli interventi e, qualora favorevole, nell'ambito di esso, se e cosa prevedere. Grazie Sindaco. Capogruppo Borini. Grazie Presidente. Mi pare che, tutto sommato, le motivazioni addotte dal Sindaco risultino un po' come nascondersi dietro un dito. Qui stiamo discutendo di adottare un provvedimento politico di indirizzo che sia per questo Sindaco, per questa Giunta e per quelle a venire, con le quali si chiede di non svincolare, per quanto riguarda la destinazione alberghiera, i lotti, diciamo, relativi alle colonie sia di Ponente che di Levante. Ora, non mi pare che sia incompatibile con la mozione che è stata presentata dai 6 consiglieri il proposito politico di assicurare al Comune di Caule un vincolo su quelle aree, che poi, tra l'altro, volendola leggere così come l'ha anche enunciata il Sindaco, è possibile lo svincolo alberghiero, perché nell'accordo procedimentale, al di là della prima e della seconda fila, però è possibile. Ora, io inviterei i consiglieri firmatari a emendare la loro proposta di mozione, aggiungendo, tanto premesso eccetera, il Consiglio Comunale di Caule impegna il Sindaco e la Giunta e il Consiglio Comunale, e poi non prevedendo alcuno svincolo alberghiero ad aggiungersi dopo lo svincolo. Capogruppo Zanò, prego.
No, scusate, forse io non ho capito bene, sarà l'ora ormai tarda, ma credo che dovete anche metterli d'accordo, perché da un lato il capogruppo Borini insiste nel fatto che il Consiglio Comunale assolutamente deve prendere una posizione questa sera ben definita e precisa. Dall'altro il consigliere Favero dice che il Consiglio Comunale, se ho capito bene, poco deve contare perché conta soprattutto le province. Quindi sono proprio imbarazzato, mettetevi d'accordo. Capogruppo Borini. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Forse una cosa più. Grazie Presidente. In effetti l'ora è tarda e i segni il consigliere Zanon li porta a tutti, però ciò non gli consente di mistificare le dichiarazioni dei consiglieri, soprattutto di assumere lui una posizione chiara e precisa sul punto. Voti e poi vedremo che cosa deciderà. Capogruppo Zanon. La posizione che io assumo è una posizione molto chiara e precisa, e cioè penso che quello che si deve realizzare nel contesto che riguarda le colonie e soprattutto la zona limitrofa ampiamente presa non può essere risolto portando sempre in Consiglio Comunale delle mozioni particolari legate sempre a un settore, cioè non è che la cosa si debba decidere sia per quanto riguarda le colonie sia per quanto riguarda le terre, non sono cose separate, perché allora se facciamo un discorso generale stasera potevamo portare qua con tanta solerzia anche il problema di seguire 500 posti in Bruxelles, no? Se vogliamo decidere facciamo, no? Cioè voglio dire, io non penso che questo atteggiamento di parte, un atteggiamento che riguarda solo una cosa, non c'è mai una visione generale, c'è sempre qualcosa di particolare. Fa anche pensare che sì, non sia solo un interesse politico-amministrativo, ma che porti avanti anche dei contesti che sono diversi. E detto questo, io penso che con calma bisogna prendere in mano tutte le situazioni urbanistiche di quella zona. Certamente non è il modo quello di andare per proclami o assemblee o pensare che ci sono le mafie che agiscono a livello comunale per gestire questo. Poi io penso che adesso c'è una maggioranza, ci sarà la possibilità più piena di intervento di poter discutere i problemi, di poterli valutare nella loro essenza, perché ditemi qual è l'imprenditore che va a costruire un albergo a fronte mare in quella zona là, ditemi chi può essere, ditemi se noi dobbiamo avere la responsabilità di rilanciare l'economia oppure se abbiamo la responsabilità di portare avanti sempre delle cose vecchie che datano 10 anni, 7 anni, 5 anni. Dobbiamo avere il coraggio e l'ambizione di guardare avanti, dobbiamo avere l'ambizione di poter anche discutere serenamente tra di noi senza pregiudizi e vedere quali possono essere le situazioni migliori da risolvere. Quindi, capogruppo Borini, credo che forse lei è un po' stanco questa sera, che ha delle idee un po', come posso dire, fossilizzate, ma per quanto ci riguarda siamo aperti a questo tipo di discussione e di soluzione. Grazie, capogruppo Zanon. Consigliere Tejo. Io al capogruppo Zanon le chiedo una cosa, perché lei è il primo a dire degli altri, ma guardi che l'abbiamo imparato da lei a questo punto a essere di parte, perché ne ha dato esempio questa sera e ne ha dato esempio quando ha votato la mozione il famoso 23 dicembre presentata dal capogruppo Marchesano. Allora, questa sera vuole alzare la mano, la alza, non vuole, non la alza. E le ricordo una cosa in più, che per anni abbiamo discusso del PAT. Lei era assessore, no, aveva discusso lei che faceva parte della Presidente, mi scusi, chiedo che il capogruppo Zanon si attenga al regolamento quando la gente parla. Allora, lei, il capogruppo Zanon, parte sempre sulle difensive, infatti sta offendendo un po' tutti perché prevarica. Le sto solo dicendo che per anni abbiamo parlato di queste cose, lei era assessore, ma forse aveva anche altri impegni o forse questo argomento non le interessava. C'era lei e c'era anche all'epoca l'assessore Borini. Allora,
Se lei vuole parlare di tante belle cose come ha fatto per la cultura nel suo programma, va benissimo, la ascoltiamo. Se lei vuole fare delle proposte, le faccia e le votiamo a favore o contrario. Stasera portiamo una mozione, se vuole la vota, non vuole, non la vota, ma senza dover sempre continuare, perché lei è il primo che ha fatto un bel discorso sulle mafie e quant'altro, ma continua a tirare fuori l'argomento. Allora, siccome è un vostro problema, l'abbiamo detto, risolvetelo, perché noi non c'eravamo, stasera la vuole votare, la vota, non vuole, basta. Consigliere Termo? Allora, quello che io penso è questo. Capogruppo Zanon, quando lei dice che è ora di finirla, no, Zanon, lei dice che è ora di finirla, di pensare ai particolarismi, alle cose puntuali, ecco, guarda, io sono perfettamente d'accordo, anzi, siamo tutti, creda. Però siamo stati noi a pensare a cambiare, guarda, il PAD, sostanzialmente quasi chiuso, fu qualcuno che disse qui e qui dovete cambiare, e non furono noi, non fu nemmeno il sindaco. A dire del sindaco, il vicepresidente della provincia di Venezia. E io credo che lo dice. E so che ha combattuto su questa cosa. Allora il tema è, chi è che ha pensato ai particolarismi? Voi? A me va bene se la provincia di Venezia viene qua e mi dice, guardate, avete fatto troppi metri cubi, abbassate, mi sta bene, pochi acqui, mettete di più, mi va bene, decido io. Lasciatemi la facoltà di decidere e di avere una visione del mio territorio. Io desidero, io ce l'ho una visione del territorio, come ce l'ha lei, come ce la Paolo, come ce l'abbiamo tutti. Può essere in sintonia, si può avvicinare, può essere tangente, ma tutti abbiamo una visione. Il tema è che qui qualcuno ha avuto una visione specifica, troppo specifica, abbia pazienza. Il tema è questo, non è altro. E poi siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un imprenditore che fa fatica, l'economia va male, ma questo giustifica o giustificherebbe secondo lei la speculazione? No. E se io, come eravamo d'accordo, e se in parte era tutto blindato nel fronte mare, all'Adriero, secondo lei che valore avrà avuto in termini proprio economici il cambio di destinazione d'uso a chi è proprietario di quella colonia? Secondo lei? Non conosco nemmeno il proprietario, io sappia, io non ne conosco nemmeno il proprietario economico, però sto facendo un discorso generale e non mi interessa entrare nel diritto specifico di qualcuno, non mi interessa. Il tema però resta. Se qualcuno è entrato in questo diritto specifico, pur essendo fatto un tema generale, scusi, qualche pensiero avviene. Allora io voglio essere il giustiziere della notte, francamente, guardi, lunge. Allora il tema che qualcuno possa mettere le mani sul territorio, che sia provincia, che sia regione, che sia chi che sia, senza essere passato da via, cioè da quella che era la maggioranza, e francamente non aveva condiviso questa posizione, almeno non tutti, ok? Questa cosa noi lasciamo basiti. Allora il tema della visione ce l'abbiamo tutti, non creda che noi siamo battuti e combattuto, il sindaco della maggioranza sa cosa io ho detto in maggioranza. Non sono tutti. E non mi sono mai nascosto, ho sempre detto la verità di quello che pensavo. Il punto però è che quando ci sono attacchi di questo tipo, interferenze, a ragione e a torto, io non sto dicendo che sia malavito, non sto mica dicendo questo, sono certamente interferenze, questa cosa mi suscita qualche sospetto e qualche diffidenza. E che tenga conto che tutti i proprietari delle colonie, che da chi io ho memoria, ma potrei sbagliarmi, non garantisco la verità, sapevano che erano blindati all'interno, ma avevano comprato lo stesso. Sarà la loro pertinenza, la loro forza riuscire a fare un investimento su quella terra. E io credo in questa cosa, perché credo nel turismo. E badi bene, e tutti gli imprenditori invece albergatori che sono fronte mare, che oggi veramente soffrono la crisi, ma soffrono veramente perché il racconto Adriero ultimamente è faticoso, e che hanno comunque però investito, fatto piani, costruito, abbellito, speso tutti i loro risparmi su quella struttura, che si vedono sorpassare a sinistra da un'azione
proposta dalla provincia, ha pazienza, è anche moralmente discutibile. Dopodiché ognuno faccia le sue considerazioni. Grazie consigliere Interno. C'è il consigliere Cambro che vuole fare un intervento? Sì, grazie. Consigliere Antonio Zannoni, lei conferma il fatto di essere abbastanza ondivago nelle sue posizioni? Perché io ricordo bene quando lei ha votato la delibera di adozione, un voto favorevole, la delibera di adozione del PAT. E all'epoca lei evidentemente era favorevole a questo vincolo alberghiero sulle colonie. Adesso questa sera però ci diletta con un ragionamento appunto ondivago, un meandriforme per dire che ma sì ragazzi dobbiamo essere lungimiranti, dobbiamo fossilizzarci sulle nostre posizioni, dobbiamo andare a valutare caso per caso. E una volta tanto che abbiamo la possibilità di confermare uno dei pochi punti fermi che aveva il PAT, cioè in continuità con la precedente pianificazione, con il precedente piano regolatore, confermare il vincolo alberghiero, e questa era una posizione condivisibile, anche che è stata condivisa anche da noi. Oggi lei invece si rimane a questa posizione dicendo beh, in fondo qualche piccola speculazione possiamo anche consentirla al privato che deve investire e valuteremo caso per caso e decideremo come fare. Mi pare che sia un capolavoro di coerenza politica. Capogruppo Zannoni, prego. Devo dire che lei mi sta facendo dire delle cose che io non ho dette, dico abbastanza frequente nel suo modo di per spiegare il comportamento degli altri, che comunque è legittimo come è legittimo il suo e sul quale per carità si possono solo fare dei giudizi politici. Per quanto riguarda quello che ha detto già capogruppo Teso, ho detto già capogruppo Teso, lei sa benissimo che il PAT è stato gestito da un sindaco e da una commissione di cui anche lei faceva parte. C'era qualcuno escluso completamente dalla gestione del PAT, sono stato io. Ho votato il PAT per lo spirito di libertà di gruppo, visto che era una maggioranza allora, ma ho subito detto nel momento in cui mi sono staccato da quella maggioranza che l'avevo fatto solo per questo motivo qua. E comunque io del PAT non ne sapevo niente e continuo a non saperne niente, quindi sono libero di poter pensare e di discutere i problemi espressi del PAT in maniera serena e libera, senza condizionamenti. Condivido quello che ha detto il consigliere Antelmo. Io sotto molti aspetti non mi è piaciuta l'ultima parte quando dice che il fatto che qualcuno realizzi qualcosa può generare la gelosia di vicini, e qua entriamo in questo concetto dell'invidia che sembra sia il motore principale dell'attività della vita di tutti i giorni. Motore che muove l'umanità. Noi cerchiamo sempre di evitare che succeda questo, ma comunque ogni tanto emergono queste considerazioni. Posso intervenire solo per precisare? Ho sbagliato. Consigliere Antelmo, prego, poi scusi, consigliere Antelmo, poi brevemente Teso no? E consigliere Franco deve intervenire dopo. Senza polemica. Allora brevemente consigliere Antelmo, consigliere Franco, consigliere è difficile spiegare agli imprenditori che hanno fatto degli investimenti importanti nel Brigero chi supera una progressione preferenziale sinistra, cioè dicendo che è stato un aiutino della provincia, in questo caso, che ha favorito questa cosa, penalizzando poi tutti gli altri, capito? Questo volevo dire, non parlo di invidia. Comunque voglio concludere dicendo che per me quello delle colonie come tanti altri sono problemi molto seri che vanno valutati con un'analisi molto approfondita e certamente forse io non ho neanche l'esperienza e la cultura data per poterlo fare, ma cercherò anch'io di entrare nel vivo del problema. Se andrà in votazione questa mozione dico subito che la voterò contro perché la considero pretestuosa. È pretestuosa nel contesto di questo Consiglio Comunale che è stato in qualche modo voluto, creato, tutto per cercare di mortificare quella che era la funzione amministrativa e che ha trovato una cosa particolare
che serviva allo scopo immediato, contingente. Solo per questo motivo lo voto contro, non perché voglio sminuire la valenza e l'importanza del problema. Grazie capogruppo Zanon, ora il consigliere Tonon. Prego. Come si cerca di spiegare qual è la questione? La questione è data da quello che è seguito su questa delibera. Non è corretto del tutto che dire che nessun cittadino di Cavo o lei non avesse la possibilità di fare accesso al pubblico. Sin dal 2007, perché da allora, documenti ci sono state fatte, potrei elencare una serie di riunioni, di approfondimenti, c'è stata anche quella famosa commissione che lei cita, ma è una questione. Guardi, vuole che le dica, cioè, le ultime osservazioni in merito dopo che c'è stata la conferenza di servizi, attraverso l'ufficio del Comune di Cavo le ho fatte io. Ed era luglio del 2013. Quindi cioè, gli atti e le possibilità da parte dei cittadini o dei consiglieri comunali in questo caso sono pertinenti e effettive a tutti gli effetti. Quindi non diciamo del fatto non so niente, perché sarebbe controproducente anche nella sua attività amministrativa. Quindi lei probabilmente non si occupa di queste cose, ma potrebbe anche occuparsene perché sono cose che sono pubbliche. Quindi è pertinente la questione. La questione è pertinente in questo caso nel senso di definire e quindi di dare un indirizzo ai prossimi piani di intervento su una aspettativa del Consiglio Comunale dei 6 consiglieri comunali qui che li hanno firmati su una condotta che non è nemmeno corretto dire che non c'entra con noi, non disconosciamo nessun atto di quello che riguarda il patto. Stiamo solamente cercando di mettere dei paletti caso per caso, perché altrimenti si parla come stasera di un sacco di cose e poi nel concreto non si affronta. Questo è un primo passo concreto che vogliamo fare noi, dove vogliamo definire cosa vuol dire prima linea, perché qui si parla di prima linea, ma chi ha una definizione certa di cosa vuol dire prima linea, quando si parla di congruo di Stato, ditemi qual è il congruo di Stato e così via. Cioè, noi diciamo su quella area che è ben definita nel PAC, dove si parla di conversione, di qualificazione e via dicendo, questo è il nostro punto di vista. Pace, fine di ogni discorso. Possiamo entrare dei dettagli su quello che vuol dire alberghiero e via dicendo, ma sostanzialmente l'alberghiero è pacifico e si capisce qual è. Quello di non, perché tra l'altro una delle questioni che mi ricordo nel 2009 era anche quello di capire se il frazionamento e la lottizzazione era un beneficio per i residenti, per la città di Cavo, oppure creare lottizzazioni con la restituzione degli oneri, cioè delle opere pubbliche è un po'. Quindi crediamo che l'osservazione della destinazione per l'occupazione dei nostri dell'occupazione e la questione dei costi a cui potrebbe essere data l'amministrazione comunale in ulteriori lottizzazioni, e questo è il nostro, è quello che volevamo espressamente dire. C'era il consigliere Favaro, prego. Anche io mi associo all'invito consigliere Antonio Zanon, all'invito che ha fatto Fabrizio Tonon. Lei ha ripetuto questa sera, ma l'avevamo già sentito svariate volte, l'affermazione per cui usata come una scusante, come un attenuante, l'affermazione per cui lei ha votato il PAT, a favore del PAT, ma senza sapere, senza averlo neanche mai letto, perché il PAT era opera di una commissione, di un gruppo ristretto, che non ha avuto, per il quale non ha avuto nessun coinvolgimento.
Questa è un aggravante, non è un attenuante. Lei ci sta ripetendo che ha votato uno strumento importantissimo, qual è il PAT, e il PAT è passato anche col suo voto, senza che lei conoscesse i contenuti del PAT. Semplicemente in ossequio di una lealtà di maggioranza. Quindi per lo stesso motivo possiamo pensare che questa sera lei voterà contro questa mozione semplicemente in ossequio di una lealtà di maggioranza, ma senza aver cognizione di causa dell'argomento di cui stiamo parlando. Io capisco che lei è dedito a ben altri argomenti di ben altra caratura culturale, perché prima ha detto che a parlare di metri cubi è un'usanza di chi ha un vuoto culturale e politico. Peccato però che ogni volta che di metri cubi si parla in questo Consiglio Comunale o di strumenti urbanistici, questi strumenti urbanistici, da quando lei è in Consiglio Comunale, sono sempre passati anche con la sua manina santa alzata. Quindi vuol dire che qualcosa di metri cubi lei si interessa, e se non si interessa farebbe bene interessarsi, visto che il business principale in questo nostro territorio passa attraverso questa sciocchezzuola fatta appunto di metri cubi. Quindi non ci racconti la storia dell'orso. Consigliere Teso, deve anche proporre l'emendamento? Sì. No, una cosa, io mi chiedevo per restare un attimo l'assessore commissione in qualità di capogruppo di Anna Caore. Lei, come capogruppo di una lista civica, cosa ha da dire su questa cosa? Tanto per sentire la sua dichiarazione di voto. Poi chiedo, ma mi rivolgo al mio amico ormai, dottor Zanon, che tra me lei è così. Vede, lei parla, però ora dice che quella volta lei non era presente di qua e di là, ma forse allora la mozione che ha presentato il suo capogruppo Rocco Marchesani parla chiaro, cioè qua parlate politica urbanistica incentrata sul contenimento del consumo di suolo, sulla tutela del paesaggio del territorio rurale e sul recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante ristrutturazioni utilizzando il più appropriato forse è tardi per tutti, è vero, ma forse prima diciamo una cosa non più di un mese fa, 40 giorni, chiamiamola così. Comunque trovo le sue osservazioni, farà come vorrà, perché magari il prossimo mese cambia la sua volontà ancora. Poi per quanto riguarda il gruppo chiediamo appunto che venga accolto l'emendamento di mettere in votazione su quello che si diceva appunto della modifica il Consiglio Comunale di Caore impegna il Sindaco e la Giunta e il Consiglio Comunale a proteggere con i prossimi futuri piani di intervento l'area di pertinenza delle colonie marine di rilevanza imponente interessate con processi di dismissione, trasformazione e evoluzione dell'assetto fisico e funzionale, non prevedendo nessun vincolo, nemmeno parziale, ma bensì che abbia destinazione che rimanga la destinazione alberghiero. Esatto. Grazie, Victor Alberghiero. Poi lo passiamo, Presidente, se vuole lo vediamo per iscritto adesso. Presidente, scusi, vuole che glielo vediamo per iscritto, non so come... Allora, riassumiamo. Allora, l'emendamento praticamente è rivolto sull'ultimo inciso, giusto? Quindi leviamo ad uso residenziale turistico e lasciamo solo alberghiero. Capito giusto? Sì. Ok. Sindaco e la giunta e il consiglio. E dopo svincolo alberghiero. Alla fine si dice fisico e funzionale non prevede nessuno svincolo alberghiero. Non prevede alcuno svincolo, nessuno svincolo alberghiero. Se lo rilegge semmai il Presidente. Lo leggo io?
Prego, segretario. Abbiamo questo cosiddetto dispositivo, no? Anche se non è nato. Il Consiglio Comunale di Capri impegna il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale a proteggere con i prossimi futuri dei disegni di piani di intervento la dipendenza delle zone marine di mare interessate dal processo di trasmissione, trasformazione e evoluzione della sottofisica culturale, non prevedendo alcuno vincolo al vertiero. Punto. Grazie segretario. Prima di mettere ai voti l'emendamento lascio la parola al sindaco, assessore Lorenzo. Prego, anche l'assessore Comiso. Sì, chiedo scusa, noi siamo in emergenza da tutti i giorni, sono molto stanco, ma non voglio campare scuse. A Macao è votato contro al patto. Ha votato contro per l'impianto generale che costituiva quel documento, in particolare per la previsione di grandi distruzioni di terreno agricolo, il grande uso di terreno agricolo, in particolare per le tasse, in particolare la previsione di un numero di natanti tale da costituire pericolo per la limitatezza dell'accesso e dell'uscita di forze non al mare, tra i 20 metri di spazio, quindi due lati che contemporaneamente non possono passare. Quindi avere una flotta di 5.000 natanti oltre ai pescherecci costituisce un pericolo e in generale quel documento fra viabilità improponibili, fra su una serie di decisioni si è visti contrari. Tuttavia alcune esigenze reali che i cittadini di Caole aspettano da molti anni è importante prendere, è urgente prendere. Noi non siamo figli nei particolari, rispetto a questo particolare di cui si sta discutendo adesso. Noi abbiamo sempre pensato che vada rivalutata completamente, riqualificata completamente tutta la linea fronte-mare e che siano alberghi, che sia forma ricettiva, alberghiera, perché quello dà valore, l'abbiamo detto tutti, siamo tutti d'accordo. Bisogna anche considerare che alcune strutture, parliamo del Polonia in particolare, così come sono adesso, rischiano di restare lì per altri 50 anni, se non si danno soluzioni reali e soluzioni che possono essere adottate da chi poi si impegna finanziariamente. Per cui, se ho ben capito, oggi il signor ha detto, la variante che è stata fatta, cioè l'accettazione delle osservazioni, da fare non avere uno svincolo, cioè nessun pericolo che gli altri alberghi possano cambiare la restrizione d'uso di fronte al mare. Questo è sconturato, quindi non è vero quello che dite nella mozione. Ed è anche vero che laddove ci sono le cose colonie che finiscono comunque di fronte al mare, l'uso alberghiero. Quello che si demanda ai futuri piani di intervento e alla decisione dei consigli comunali che di volta in volta si dovranno decidere su queste vicende, è un'adozione che non è necessariamente data, ma che può essere decisa di volta in volta. Per cui, se vuole la mia dichiarazione di voto, la mozione. Grazie, assessore Comiso. Consigliere Teso. Scusi assessore, lei come lista ha votato contrario, mi ha detto al fatto. Stasera vota contrario alla mozione. Perfetto, grazie. Grazie consigliere Teso. Allora, finiamo la discussione e lascio la parola al sindaco. Cerco di fare velocemente perché siamo tutti più stanchi. Consigliere Antelmo, ogni volta lei con inciso un intervento usa sempre parole molto forti, no? Il sindaco è stato ricattato dalla provincia, io non ho mai usato queste parole, questa è una sua deduzione che non ha nessun riscontro. È vero che io ho detto che le richieste di modifica del patto sono arrivate dalla provincia. Poi, consigliere Favaro, io non so se conoscesse il capogruppo Zanon, era presente,
nel 2010 quando il patto è stato approvato, negli anni precedenti, negli anni conseguenti. Non amministravo il paese, quindi non glielo so dire. Però in occasione di questa mozione le posso assicurare che quando ci siamo trovati non solo il consigliere Zannone, il capogruppo Zannone era presente, ma il contributo che ha dato è stato anche molto più incisivo e importante di quello che altri interventi che ho sentito questa sera dato la discussione di quella mozione, quando dovevamo prendere la decisione se accogliere o non accogliere. Capogruppo Bolini, io non mi nascondo né dietro un dito né dietro nient'altro. Le scelte urbanistiche per Caule non saranno fatte né a spot di mozioni che riguardano precisi ambiti e neppure per una politica urbanistica che è frammentaria. Verranno fatte, come l'ho detto nel mio intervento iniziale, attraverso un documento preliminare portato all'attenzione del Consiglio Comunale nel quale si decideranno quali sono le priorità per il mandato residuo. Dopodiché verranno portate all'attenzione del Consiglio Comunale ogni singolo piano degli interventi per valutare cosa per Caule si fa e cosa per Caule non si fa. Ed è in quell'ambito che decideremo le scelte politiche che avete chiesto di valutare alla base di questa mozione, non questa sera. Grazie Sindaco. Allora, votiamo l'emendamento presentato dal consigliere Anselmo. Voti favorevoli? 6, 8 voti favorevoli, voti contrari? Un voto contrario, voti astenuti? 8 voti astenuti. Votiamo allora la mozione con l'emendamento. Voti favorevoli? 8 voti favorevoli, voti contrari? 9 voti contrari. È chiusa, buonanotte, grazie. Ciao a tutti.